Dopo l'acqua e il fango, ecco l'alluvione burocratica, carte, timbri e firme. Chi ha visto la sua vita inghiottita dai fiumi dell'esondazione del 2010 ha dovuto combattere una lunga battaglia per ottenere un rimborso dalle casse dello Stato. Oggi però si inverte il flusso, è la Regione Veneto che chiede indietro i soldi. Nella sola Vicenza, 513 cittadini e 155 aziende dovranno restituire più di 2 milioni di euro. Sono i casi in cui non è stato richiesto il saldo e invece era stato erogato l'acconto, oppure i casi in cui il danno accertato, secondo il preziario della Regione, risulta inferiore all'acconto che era stato erogato e quindi la differenza va restituita. A Vicenza, la città più colpita dall'alluvione del 2010, tra conti e saldi la Regione Veneto ha versato più di 8 milioni di euro ai privati e 7 milioni e mezzo alle aziende, in tutto 15 milioni di euro, ma 2 milioni a questo punto sarebbero di troppo. 668 tra cittadini e ditte dovranno restituire quel che hanno ricevuto, tra questi forse ci saranno anche dei furbetti che hanno approfittato della calamità per rifarsi nuove case e negozi. Per questo giustamente la Regione chiede indietro i soldi a chi ha ottenuto acconti superiori al danno subito o a chi, non avendo chiesto il saldo, non ha presentato adeguata documentazione giustificativa delle spese sostenute. Ma forse, tra coloro che dovranno restituire i 2 milioni alla Regione, c'è anche chi ha fatto confusione con le carte, si è perso nella selva burocratica e adesso, dopo il danno dell'alluvione, dovrà subire la beffa di riconsegnare denaro già speso e su cui aveva fatto conto. E in tempi di crisi questo può essere un duro colpo. Così i commercianti di via 20 settembre a Vicenza, accanto a Ponte degli Angeli, dove il Bacchiglione spaccò gli argini invadendo il centro storico, chiedono alla Regione di fare qualche verifica per non colpire tra i furbetti anche gli innocenti. Però secondo me c'è stato un problema anche di troppa burocrazia, quindi confusione, perché magari a volte mi capitava di parlare con qualcuno che si era perso qualche carta per strada, tanta burocrazia, quello sì, tanta. La burocrazia è talmente tanta che sicuramente qualcuno ha sbagliato, bisogna verificare chi l'ha fatto a proposito e chi l'ha fatto come errore, la Regione deve verificare queste cose.